Bentrovati ad AgriNews, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro Intermizzo e ARPAV. Allevatore, imprenditore agrituristico cercasi in Cansiglio. Una nuova interessante opportunità imprenditoriale arriva dal Cansiglio, dove Veneto Agricoltura ha avviato una procedura per l'affidamento in concessione di un complesso composto da fabbricati e terreni dell'azienda agrozootecnica Le Code. L'insieme di immobili che si sviluppa nella splendida piana della Foresta del Cansiglio in comune di Tambre fa parte del patrimonio indisponibile della regione del Veneto gestito da Veneto Agricoltura. L'affidamento viene concesso per lo svolgimento di attività agrozootecniche e agrituristica. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 13 del 28/9/2022. Tutta la documentazione di gare e ogni altra informazione utile è reperibile nella piattaforma di gestione delle gare sul sito www.venetoagricoltura.org. In questa puntata abbiamo seguito il rilascio in ambiente della Ganaspis brasiliensis, l'antagonista naturale che combatte il Drosophila suzuki, il moscerino che infesta i piccoli frutti. Sono 50 i punti selezionati in Veneto tra Pedemontana e Pianura per il rilascio di Ganaspis brasiliensis, il parassitoide antagonista naturale della Drosophila suzuki, moscerino che infesta i piccoli frutti. Il progetto di difesa integrata è stato autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica ed è realizzato grazie al lavoro del Servizio Fitosanitario Regionale e il Dipartimento di Biotecnologia dell'Università di Verona. Abbiamo seguito uno dei rilasci di Ganaspis in ambiente. La scelta ricade nel fatto che Drosophila suzuki la maggior parte del tempo durante l'anno la trascorre a spese di numerose piante selvatiche e non di specie coltivate, quindi in questo momento abbiamo deciso di rilasciare in questa bordura perché abbiamo le more che iniziano a maturare, abbiamo il sambuco e come vedete qua abbiamo del tamaro in piena maturazione, quindi troverà un sacco di Drosophila su cui svilupparsi. Stiamo rilasciando secondo appunto un protocollo di ricerca, però ci vorranno almeno 4-5 anni affinché riesca ad controllare in maniera integrata con tutte le buone pratiche agronomiche questo fitofago dei piccoli frutti. Questo fitofago è un fitofago che non colpisce l'azienda ma colpisce il comprensorio. Quindi essendo un problema ambientale è giusto distribuirlo su tutto l'ambiente. Questa è una tecnica che si usa per questo tipo di parassitoidi e questo tipo di fitofagi. Successivamente per i rilasci come ci comportiamo? Preleviamo gli individui parassitoide, preleviamo 100 maschi e 100 femmine e li mettiamo all'interno dei barattoli areati e li forniamo un po' di acqua nebulizzata su un pezzo di carta con del miele in maniera tale che riescano a sopravvivere per il periodo di trasporto, diciamo, e successivamente li rilasciamo in ambiente in vicinanza di specie su cui Drosophila suzuki fa danno. Noi interveniamo da un punto di vista agronomico appunto con le potature, a leggere la chioma, cercare di tenere sempre pulito il cotico erbaceo e quindi non creare quell'ambiente favorevole alla Drosophila. Poi lavoriamo con le varietà precoci e il nostro obiettivo è riuscire a raccogliere prima che arrivi la Drosophila. I proprietari e conduttori dei terreni dell'area del Palù del quartiere del Piave in provincia di Treviso hanno tempo fino al prossimo 1° di ottobre per richiedere a Veneto Agricoltura le piantine forestali ed erbacee finalizzate al miglioramento ambientale e produttivo dell'ecosistema. L'iniziativa si svolge nell'ambito del progetto europeo Life Palù. Per i soggetti interessati si tratta di un'interessante opportunità resa possibile grazie alla produzione vivaistica svolta da Veneto Agricoltura per aumentare la presenza delle specie floricole più rare e migliorare la qualità delle siepi. Gli interessati dovranno rivolgersi a Veneto Agricoltura. Prodotti biologici nelle mense scolastiche del Veneto. Si tratta di un interessante progetto promosso dalla Regione del Veneto e realizzato da Veneto Agricoltura, rivolto a tutte le scuole primarie, statali e paritarie. Il progetto prevede attività didattico-divulgative che consentiranno ad alunni, docenti e famiglie di approfondire i principi della sostenibilità della produzione biologica, della sicurezza alimentare e i rapporti fra prodotti biologici e territorio. Il termine per le preadesioni è stato fissato al 30 settembre 2022. Tutte le info sul sito di Veneto Agricoltura. Come sempre diamo voce e spazio all'agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto.
In campo in questo periodo di inizio autunno, nonostante le temperature siano un po' sotto la media, prosegue la fase di invaiatura delle olive con la graduale maturazione dei frutti e il loro cambiamento di colore. Le varietà precoci come leccini e pendolini mostrano stati di maturazione più avanzati. Per quanto concerne l'andamento meteorologico, dopo il calo termico le temperature si manterranno su valori in prevalenza leggermente sotto la media stagionale. Per la settimana corrente le piogge, seppur intermittenti e sparse, si ripresenteranno in modo abbastanza frequente, pertanto i quantitativi complessivi potranno risultare leggermente sopra la media. Ed ora i consigli culinari con lo chef Alessandro Mazzone. Stagione che ci permette di avere un sacco di frutti a disposizione e oggi ne andremo a utilizzare un bel po' per preparare una bella crostatina estiva, un piccolo dessert. Mettiamo all'interno dei ciuffetti di crema pasticcera, partiamo con i lamponi, le more, i mirtilli, l'ananas, la nespola, le albicocche, il melone, le fragole del veronese, la pesca IGP di Verona e l'uva. Questo cioccolato in sfoglia, un po' di meringa e andremo ad adagiare alla fine un sorbetto all'anguria del nostro veronese. Guarniamo ancora con le salse di frutta. Andiamo ad abbinare un brut, come direbbe il nostro amico Mauro Lanzon, brut ma bon. Siamo nei Colli Scaligeri, in provincia di Verona, a Soave, e in questo caso abbiamo una garganica che si chiama Volcanus. Bene, grazie dell'attenzione. AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.